Francesco Scurco, capitano di questa Ferrini che si conferma campione qui a Oristano. Francesco, grande soddisfazione, dopo l'anno scorso avete dato la rivincita al Latte Dolce, ma sotto il 2-0 siete riusciti a fare la rimonta, no? Sì, siamo riusciti a fare un'impresa perché al primo tempo abbiamo regalato i primi 20 minuti agli avversari perché siamo andati troppo blandi, poi tornati negli spogliatoi a fine primo tempo ci siamo riuniti tra di noi e le intenzioni erano tutt'altre al secondo tempo. Infatti si è visto non solo per i gol ma anche per il livello fisico che non abbiamo mollato fino all'ultimo. Ecco, una delle qualità sicuramente delle due squadre è stata la tecnica, avete due squadre ben messe in campo che hanno giocato un bel calcio, ma voi avete dimostrato di avere quella voglia di vincere che poi ha fatto la differenza. Sì, soprattutto in una finale comunque dove eravamo due squadre che a livello tecnico eravamo equilibratissime perché il Latte Dolce è un'ottima squadra e l'ha dimostrato facendo uno splendido primo tempo, solo che si sa nelle finali basta quel pizzico in più di fortuna, quel coraggio in più, quella voglia in più che ti porta a vincere. Dedicata a chi? La dedicata soprattutto a Denis Monteverde che è il nostro compagno che non ha potuto giocarla, a cui voglio tanto bene e gli dedichiamo questa vittoria e questo titolo. Grazie Francesco, complimenti a te e ovviamente in bocca al lupo alla Ferrini per le finali nazionali. Grazie mille, grazie.